Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, partiamo, scusate, a bomba con gli acquisti di marzo. Abbiamo già tanto carne al fuoco e vai raga, andiamo e voliamo verso l'Eternity Glory. Allora, partiamo con il Funko Pop Jurassic Park Mr. DNA Special Edition Diamond Collection. Direi bellissimo. Poi abbiamo, sapete che ho chiuso come si dice, la saga degli Harry Potter sia in soundtrack che in videogiochi, però a un prezzo eccezionale mi sono preso anche Harry Potter e le pietre filosofali per PlayStation 1. Sinceramente ci stava, completo, italiano, e te lo godi. Poi, un regalo del Bode, Snow Racer 98, completo anche questo, un giochino di sci, ci sta e te lo godi. Miglior gioco di rally della storia secondo me, Richard Barnes Rally PC, e ha molte mod anche è un po' il GP4 di giochi di rally. Poi abbiamo dei fumetti, sapete che voglio recuperare il più possibile variant o copertine con Mary Jane, eccola qua, Amazing Spider-Man, molto bella, e vai. Poi variant DC, questa è stupenda, un po' Batman, un po' Superman, e te la godi. Questa è stellare, Robin che piange con un Batman morente, e te la godi. E poi abbiamo chiuso le ultime Disney 100. Allora, Miss Marvel, farò un video comunque con i fumetti a breve, ai confini del Regno Verso, Spider-Gwen. Fantastici 4, bellissima anche questa, che riprende proprio la prima copertina di Fantastici 4 sul Masterworks. E Marvel Super Hero Secret Wars, stellare anche questa, a mio parere ovviamente. E poi DC in fondo, ma faccio vedere solo le scatole perché ci sarà un video apposito su Magic the Gathering, Secret Lair Tomb Raider, Secret Lair Jurassic Park e Secret Lair Jurassic Park. Raga, acquisti di marzo che partono a bomba. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di marzo, che avevo una bella bombona. Avevo fatto un upgrade per i simulatori di volo e arriva questa prodezza della natura. Trustmaster Captain Pack per Airbus Edition, ragazzi. Io uso praticamente solo l'Airbus, quindi che è il mio aereo preferito, e quindi ho detto andiamo con questo a dominare i cieli e la terra e tutte le cose visibili e invisibili. Quindi raga, questo è un acquisto importante, non ho pagato né tantissimo né pochissimo, era un po' in sconto, però tanta roba. Comunque lo vediamo nel dettaglio in un video a parte. Ciao! Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti di marzo. Abbiamo qua telecomandino Wii, mi serviva, ne ho presi due, uno col Motion Plus, eccolo qua, ed eccolo qua, visto che comunque i telecomandi che avevo sono andati praticamente acido da batteria, tutto rovinato, uno schifo, e niente, quindi così. E poi un po' di fumetti, altre variant. Questa mi è stata regalata, non è una variant, è una cosina minuscola, ma qualsiasi regalo è ben accetto. Variant numero 1 di Mary Jane, questa bellissima, col piedino sexy, quindi a priori meravigliose. Questa è un'altra variant di una Mary Jane forse più moderna, ma molto sexy. E questa è qualcosa di incredibile, una Mary Jane forse non proprio degli anni 2000, ma troppo sexy, troppo bella, non potevo non prenderla. Vai, ancora variant, ancora cube, ancora acquisti di marzo. Ciao! Ragazzi, mini acquisto di marzo, Left 4 Dead 2, versione scatolata, è in francese, ma ce l'ho già per PC chiaramente, ma lo volevo anche scatolato, preso a niente praticamente, me lo godo. Ciao!
Raga, continuiamo con gli acquisti di marzo, c'è tanta carne al fuoco perché ho anche i regali dei miei amici che li ho aperti più tardi, perché ci siamo visti più tardi tra casini, impegni, lavoro e altre robe, prima non ce l'ho fatta. E si parte a bomba, partiamo proprio con i regali degli amici. Questo me l'ha portato due cari amici da Licheland, Islanda. Non colleziono carte, però ho quelle di James Bond sempre regalate da loro. Come si dice, una cosa molto carina. Queste carte qua appunto, che le tengo così, sigillate ovviamente, molto interessanti, molto carine. Viva le carte. Chiaramente non si aprono. Poi regalo stellare, un Funko Pop degno di questo nome. Darth Vader Star Wars. Stupendo. Qua alla fine, quando se ne sta andando, purtroppo, guardatelo in tutto il suo splendore. Poi qua abbiamo il Bode che ci regala una perla. Aladdin, il genio della lampada, molto molto bello. Purtroppo ha un leggerissimo difetto, ma pazienza. Ogni tanto capita, chi se ne frega, anzi lo rende unico. Poi abbiamo due film, sempre regali. A Beautiful Mind, che veramente questo è uno scandalo. Quando mi sono accorto catalogando i film che non c'era stato film, ho detto no, sono uno scandalo umano. E Frankenstein Junior. E si gode. Poi stanno sempre in tema film, questo non è un regalo, me lo sono preso io. 1943, Il filo della libertà, molto molto bello. Tutto quello che riguarda la seconda guerra mondiale a me piace, quindi ci sta. Poi qua abbiamo 3 CD devastanti. The Beatles Anthology 1, The Beatles Anthology 2, The Beatles Anthology 3. 2 e 3 regalati dai miei amici. Il terzo me lo sono pigliato io, che è il primo. Proprio stellari, proprio anche la confezione, come sono i CD, così, cioè qualcosa di sublime. Molto sublime, Kuma, molto sublime. Poi abbiamo un altro regalo, altra chicca disarmante. Barbasol, Bread Buster, Kick Rich, Shaving Cream. Original, in un inglese perfetto. È una borraccia che non userò mai ovviamente, troppo iconica. Dove c'è Barbasol c'è Dennis Nedry. Ok, poi i regali sono finiti, però mi sono preso Call of Duty World War II, bellissimo, World War II, proprio in inglese perfetto, raga, è fondamentale. Volevo giocarlo, l'ho trovato, me lo sono preso. Poi Darth Vader per tenere il joystick, ci stava. Questo cofanetto disarmante, Lord of the Ring, soundtrack dei 3 film, te li godi al massimo. Facciamo vedere. Qua abbiamo tutte le foto dei vari personaggi e i 3 CD. 1, 2 e 3. È perfetto. E chiudiamo con un po' di fumetti spillati. Questo Amazing Spider-Man non è una variant, ma c'è Black Cat o Black Cat, lascio sempre voi la scelta perché sono una persona democratica. Bellissimo. Poi abbiamo variant DC, cioè non ha bisogno di presentazioni, a dir poco afrodisiaca. Altra variant DC, non ha bisogno di commenti. E altra variant invece di Amazing Spider-Man di Mary Jane, in una versione diciamo disegnata in bianco e nero. Tanta roba. Poi questo non mi ricordo se l'abbiamo fatto vedere, forse sì, non mi ricordo niente. Eccolo qua, per la Wii, per poter sparare. Devo fare il video di GoldenEye. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, acquisti di marzo. Belli perché non sono particolari, quindi mi gasano. Ciao! Mini acquisto, best of del buon Mango. Mi mancava in collezione, me lo sono preso a una cifra abbastanza ridicola. Sono gran bei pezzoni. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di marzo. Abbiamo tantissima carne al fuoco perché sono stato in montagna una settimana, mi sono rilassato un po' che ci voleva, sciate, cose varie. E
Ho accumulato pacchi in maniera devastante, roba anche ordinata addirittura il 25 dicembre, quindi roba, come si dice, ordinata tempo e tempo fa. Allora, cominciamo proprio con la montagna, e chiaramente chi non ama il posto, chi non lo conosce non può capire, nel senso, la meravigliosità di questo pezzo. Per me Madonna di Campiglio è forse per certi versi anche la prima casa, quindi è ovvio che non potevo mancarmi questo, non poteva mancare nella mia collezione di giochi da tavolo questa prodezza balistica. Eccolo qua, raga. Madonna di Campiglio, praticamente una specie di Monopoli da mediatore, dove tu devi comprare alberghi, robe così, in edizione limitata. Prima edizione limitata, 500 pezzi, non poteva mancare nel carniere cumendiano. Eccolo qua, c'è da dire che ho preso anche questo non c'entra con le robe nerd. Eccolo qua, un braccialetto tennis, carino, ciao. Poi, sempre per quanto riguarda Madonna di Campiglio, arriva l'orsacchiotto della Trudy. 3-3, Madonna di Campiglio, tanta roba. Eccoci qua, non è una roba nerd, ma lo volevo far vedere. Adesso partiamo con le nerdate. Allora, abbiamo un bel po' di variant. Variant DC. Batman vs Robin. Eccolo qua. Uno. Anche questo, Batman vs Robin. Sempre olografiche, bellissime. Sono delle variant eccezionali secondo me. Ok, poi questa non è una variant, ma cioè, Emma Frost in tutto il suo splendore, guardate che roba, dal piedino sexy a tutto. Viva le variant, questa variant dell'Ultimate Universe, sempre olografica, Marvel, Captain America, Doctor Doom, Thor, Iron Man, in un inglese che è di madrelingua, ragazzi. Eccolo qua. Questa per il ciclo Immoral, come volete voi X-Men, Immortal. Ok, sono le cover dei cattivi, diciamo, mistiche, e te la godi. Molto bella. Ok, scusate per un inglese curioso. Qua invece abbiamo l'Incredibile X-Men. E si gode. Ok, poi questa che chiaramente non vi posso, cioè diciamo il materiale di questa variant non lo posso certo mostrare in video, ma abbiamo qua è l'immortale Thor, sì, l'immortale Thor Miss Minutes, ma è di velluto, cioè è un velluto praticamente il tessuto, è qualcosa di inarrivabile, PDP. E benissimo, e qua abbiamo le nostre care variant. Poi Lego, collezione nuova, collezione che faccio da poco, arriva questo. Questo è una limited edition, ma perché? Perché è arrivata un qualcosa che non ha senso, ragazzi. Un pezzo da collezione mostruoso. Ayrton Senna, ragazzi, guardatelo. Ayrton con la sua McLaren campione del mondo, cioè, fioi. Non so cos'altro dire, se no che è la cosa più bella mai vista nella storia del nostro grande e leggendario Ayrton Senna. Sublime, come dicono quelli bravi, sublime. Abbassiamo un attimo. Cioè, non vedo l'ora di andare a montarlo con la chiaretta, anzi sarà a far tutto perché sono abbastanza impedito. Poi Ciclo Card. È uscita l'espansione di Fallout. Non ho preso il Collector Booster perché 260 euro, Fallout mi piace, ma ho altre priorità come diciamo mondi particolari di Magic, però due collector me le sono prese che apriremo in separata sede proprio in un video apposito. E qua abbiamo però i 4 mazzi Commander, me li sono pigliati. Mondi altrove. Eccolo qua. Mazzo 1. Questo vediamo tutto in un video separato. Mazzo 2. Mazzo 3. E mazzo 4. E si gode. Poi abbiamo questi che sono fondamentali per l'ecosistema cumendiano, 3 Dragon Shield Perfect Fit. E si gode. Mamma mia, è un sacco di roba arrivata. Questo invece è l'altro gioco da collezione, questo bisogna capirlo perché secondo me ha del potenziale mostruoso.
Star Wars Unlimited, Scintilla di ribellione, starter per 2 giocatori, quindi questo me lo devo studiare, e il box da 24 carte, preso questo a ottobre, ordinato a ottobre, molto bene, ho speso pochissimo perché era in pre-order, mi entra un po' di bava ogni tanto, poi qua l'ho recuperato per PC F1 Challenger 99-2002, The Marvels, sempre per la collezione della Marvel Cinematic Universe, l'ho visto, ce ne sono di peggiori, critiche per il cazzo. Non è un gran film, ma rispetto a certi tipo Ant-Man, Quantumania, ma che il Dottor Strange, il multiverso della follia, ho preferito questo sinceramente. Gli altri devono essere filmone, siete cagate atomiche, quindi mi sono tenuto a questo, poi ci sono insomma anche delle parti divertenti che ripeto ho preferito ad altri film della Marvel Cinematic Universe. E qua ho preso delle riviste per videogame, le ho prese a Campiglia, eccole qua, PlayStation, Magazine e Game Machine, queste me le guardo e me le leggo in bagno come i vecchi tempi, perché signori siamo tornati agli anni 90 con il cume. Raga, tanti acquisti, forse un po' troppi, ma sono arrivati tutti insieme, ma cose ordinate a ottobre, novembre, dicembre, quindi per fortuna non me ne sono troppo accorto perché certa roba l'ho presa con i regali di Natale, però è arrivata solo adesso. Panoramica, e si gode. Raga, un saluto dal comandante veneziano, gli acquisti di marzo sono praticamente, spero, quasi finiti. Ciao! Ragazzi, io non mi ricordo se ho già fatto vedere sta perla o no, non lo so, sono un po' andato con le vacanze e tutto, comunque uno degli acquisti più incredibili di marzo, una variant stellare mi è costata un pochino, di Mary Jane vestita da sposa, qualcosa di sublime, messa ovviamente nell'apposito, come si dice, stand, non so come chiamarlo, per tenere il fumetto, ecco. Qua c'è anche la variant, quella di Thanos, però questa raga è troppo meravigliosa. Ragazzi, chiudiamo gli acquisti di marzo con le ultime variant mancanti di Disney. Allora, questi sono tutti e tre in inglese con un formato un po' diverso però rispetto alle altre, non capisco, sarà forse perché sono in inglese, non lo so. Questa è la prima, The Avengers, molto bella, con Pippo, che me lo godo, il mio personaggio Disney preferito. Poi, X-Men, e me li stragodo. E per chiudere, The Amazing Spider-Man con il boss Topolino. Ragazzi, finiscono le variant Disney 100, le ho prese tutte, un po' in inglese, un po' in italiano. E niente raga, un saluto dal comandone veneziano, ci becchiamo con gli acquisti di aprile, scoppiettanti, come sempre. Ciao!